sottoscritto fu il primo dei non eletti con 120. Accantonate le primarie, ad Agrigento Italia dei Valori, Sinistra e Libertà e Federazione della Sinistra avviano la seconda fase insieme al candidato sindaco Giampiero Carta. Il vincitore delle consultazioni è proiettato alla campagna elettorale ed insieme alla coalizione che lo sostiene attraverso la lista denominata Agrigento Bene Comune e al lavoro con l'obiettivo, afferma, di un reale rinnovamento della città che passa dall'azione di squadra, a cominciare dalla giunta. I primi 4 assessori indicati da Carta sono il medico Simona Carisi, l'ingegnere Ulisse Nestore Saieva e i segretari provinciali di SEL e IDV Lillo Miccichè e Nello Amel. È l'unica lista di sinistra che gli agrigentini potranno votare. Quelli che hanno il cuore che batte a sinistra voteranno questa lista sicuramente. Su questo io vorrei dire anche una piccola puntualizzazione. Ho sentito l'avvocato Arnone fare profferte di voto di cui noi siamo contenti, perché più voti prendiamo e più siamo contenti, però mi sembrano profferte abbastanza gratuite. Io so che l'avvocato Arnone presenterà la sua candidatura tramite una lista tecnica che lo appoggerà e penso che tutte le persone che votino Arnone o che votino a destra o che votino da qualunque parte voteranno liberi. Io non credo più che esistano le truppe cammellate che su indicazione di un capo partito, di un capo popolo, pensano di andare a votare a secondo l'indicazione. La gente voterà col cuore, che il cuore che batte a sinistra è una sola lista. Però il nostro obiettivo è quello di traguardare orizzonti lontani, non soltanto orizzonti di recinto. Quindi noi ci rivolgiamo a tutti gli agrigentini e li invitiamo a ragionare e a scegliere. Chi ha amministrato questa città nel passato e che ha portato questa città allo stato non sicuramente gradevole che abbiamo sotto gli occhi, è spalmata, secondo me, equamente sia dalla parte del sindaco uscente, sia anche dalla parte di chi si propone come novità. Non ritengo che dentro il movimento che appoggia l'avvocato Pennica, per essere espliciti, dove conosco moltissime persone per bene, prese in entusiasmo, lo stesso avvocato Pennica è ovviamente un'ottima persona, sia stata una scelta felice quella di proporsi come nuovi e poi farsi appoggiare da persone e personalità, leader politici che in questa città credo abbiano la maggiore responsabilità del disastro ancora adesso amministrativo che portiamo. Si fa ancora attendere l'ufficializzazione del candidato sindaco da parte di Partito Democratico, Movimento per l'Autonomia, Future Libertà e Alleanza per l'Italia. Sorta ieri sera e presto svanita l'ipotesi della candidatura di Stefano Vivacqua. Il 59enne avvocato dello Stato e già presidente della provincia regionale di Agrigento non ha accolto la proposta della cosiddetta grande coalizione. Gli incontri in queste ore si susseguono per individuare il nome condiviso da PD, MPA, FLI e API e capace di aggregare. Entro domani sera, domenica, potrebbe esserci la fumata bianca.